È stato raggiunto il quorum sui 4 quesiti referendari. L'affluenza si è attestata oltre il 57%. In Calabria si sono recati alle urne il 50,36%, l'affluenza più alta si è registrata nella provincia di Cosenza con oltre il 52%, mentre la maglia nera è per la provincia di Crotone, dove hanno votato una media del 45,10%. Il GIP del Tribunale dell'Aquila ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone, già arrestate il 24 maggio scorso, per traffico internazionale di stupefacenti. Si tratta di Eugenio Ferrazzo, 33 anni, sua moglie Maria Grazia Catizzone, 28, entrambi originari di Mesoraca, Rocco Perrello, 33 anni, di Scilla, e Alina Elena Anton, 27 anni, rumena. La Regione Calabria, la Provincia di Reggio, l'ANAS e 2 associazioni anti-racket si sono costituite parte civile nell'udienza preliminare a 161 esponenti delle cosche dell''ndrangheta arrestati nell'ambito del ramo calabrese dell'operazione chiamata Crimine Infinito, compiuta nel luglio scorso tra Calabria e Lombardia. Si è conclusa ieri la 2 giorni del 20° Cammino Nazionale delle Confraternite d'Italia, quest'anno ospitato dall'Arcidiocesi di Reggio Bova. La manifestazione si è conclusa con la celebrazione eucaristica officiata in Piazza Duomo dall'arcivescovo metropolita Vittorio Mondello, con la partecipazione di Monsignor Armando Brambilla, vescovo ausiliare di Roma e assistente ecclesiastico della Confederazione.